Smetterla con le offese continue, più o meno aristocratiche. Qui tutti quanti si vince o tutti quanti si perde. Il sindaco di Venezia lo chiama appello trasversale, ma somiglia molto a uno sfogo. Basta guerra dall'esterno contro la città. È ora di trovare un accordo, in primis con l'UNESCO. Per questo annuncia un viaggio speciale. Io andrò adesso all'UNESCO il 23 di gennaio a Parigi. Abbiamo un totale accordo con il governo per dimostrare quello che stiamo facendo, eccetera. Però sappiano tutti che il centro storico, la città di Venezia, e quello che deve essere, in questo momento, per quello che ho visto io, la stanno salvando i veneziani. Viene salvata da qui, viene salvata dalla gente che risiede. Quindi non c'è nessun conflitto, non c'è nessuno scontro, tranne qualcuno che si approfitta come sempre di redditi di posizione. A Parigi, per stemperare la tensione che aveva raggiunto il suo picco quando l'UNESCO la scorsa estate aveva ventilato la cancellazione di Venezia dai siti patrimonio dell'umanità, se si fosse tardato ancora nell'affrontare i problemi dovuti al turismo di massa e allo spopolamento della città. In febbraio l'UNESCO attende proprio il report sulla salvaguardia della città e Brugnaro chiama a raccolta tutti, rincarando la dose. Troppi soloni da fuori, dice, giudicano senza intervenire. Non c'è nessuno che dice mi tiro fuori. Mi tiri fuori proprio niente. Siccome sono 30 anni che andiamo avanti così, adesso qua ci si mette tutti. E come dicono in curva, cosa ti viene a fare se non ti canti? Uno sfogo sul futuro dal palco di una inaugurazione importante, il nuovo collegamento tra Via dell'Elettricità e la strada regionale 11 a Marghera. Tir via dalle case, con la nuova viabilità infatti i camion provenienti sia dalla Romea che dalla tangenziale non dovranno più usare il percorso urbano di Via Fratelli Bandiera. Un intervento fondamentale anche per il rilancio del porto, quel porto che a breve avrà un nuovo presidente, Pino Musolino, mal digerito da tanti, Cafarsetti compresa. L'importante per tutti noi è che i fatti e i progetti che vengono debbano assolutamente tenere in conto gli interessi di questa città. Messaggio chiaro al successore di Paolo Costa, che Brugnaro vorrebbe comunque presente a Venezia con qualche ruolo. Vediamo se riusciamo e speriamo che riusciamo a tenerlo nel nostro cerchio di attività, di consulenze e altro, perché è veramente una persona speciale. Se gli diamo una svegliata non è che li troviamo sotto i cavolfiori queste persone, se no ce li portano via e noi non ci facciamo portare via la gente in gamba.